Radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanasi, edito da Iacabuca, è la nostra Bibbia per questa trasmissione del lunedì alle 9:15. Io saluto e ringrazio Carla De Bernardi che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Carla. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, un po' forse a scatti, però magari migliorerà nel corso della trasmissione il collegamento. Intanto sì. Abbiamo ancora da spendere qualche parola, Carla, sulle 5 giornate di Milano, dal 18 al 22 di marzo del 1848. Qualcuno mi ha fatto notare nel frattempo che non è che hanno fatto proprio solo danni gli austriaci nella dominazione milanese, anzi c'è una folta schiera come i borbonici al sud di coloro che rimpiangono il dominio austriaco sotto il profilo della civiltà pubblica, della riorganizzazione del territorio, delle tante cose fatte. Però noi parliamo di quei 4-5 giorni nei quali si confrontarono anche all'interno del movimento di rivolta posizioni molto interessanti, per esempio quella di Carlo Cattaneo, no? Che era fautore di una libertà assoluta e anche di una visione federale che ha attraversato i decenni, è arrivata fino a noi, perché la visione federalista di Carlo Cattaneo è sempre stata stimolante per moltissimi, per tutto il corso del Novecento e fino ad oggi. Faremo un discorso troppo ampio, io ti lascio però subito la parola Carla, perché tu ci devi parlare anche di un'altra cosa poco conosciuta e molto bella, il monumento che ricorda quelle 5 giornate in piazza 5 giornate appunto a Milano, no? Monumento di Giuseppe Grandi. Sì, il tema di oggi è proprio il monumento di Giuseppe Grandi. Adesso devo dirti una cosa, io sono per strada perché alle 9:30 ho una visita medica. Questo forse è il motivo per cui non si sente bene. No, adesso ti sentiamo bene per la verità, a dire il vero, quindi non c'è problema per il momento. Però alle 9, un paio di minuti prima delle 9:30 io vi lascio perché alle 9:30 ho questa visita medica. Bene. Quindi vi lascerò verso 9:28. Perfetto. Chiudiamo 2 minuti in anticipo, va benissimo. Io so che sei andato anche tu a visitare la cripta. Sì. Ecco, perché c'è in questi giorni, fino al 22 credo, non è sempre aperta la cripta del Monumento delle 5 giornate, però è stata aperta nei giorni appunto della commemorazione di quei fatti lì. Quanto agli austriaci, è vero quello che tu dici, ma soprattutto per il primo dominio austriaco, quello di Maria Teresa, che associò al trono il figlio Giuseppe II, loro sono stati 2 despoti illuminati, hanno fatto un sacco di cose importantissime, anche il catasto, credo, c'era proprio il catasto teresiano, hanno fatto ma anche in tema di istituzioni culturali, di sviluppo urbano, cioè va rivalutato quel periodo là. Noi diciamo che il Firmien, che era il governatore di Maria Teresa, fu quello che chiamò a Milano Mozart, no? Che Mozart arrivò 12enne a Milano col padre e abitò in San Marco e fu proprio il Firmien a volerlo. Il Palazzo Reale, rifatto da Piermarini, restaurato da Piermarini, è di quell'epoca lì, per non parlare del Teatro alla Scala che nasce proprio con Maria Teresa in seguito all'incendio del precedente teatro e ci sono tante cose buone fatte da Maria Teresa e Giuseppe II. Meno simpatici sono stati gli austriaci della seconda dominazione, quando tornano dopo il congresso di Vienna, per capirci, quando va via Napoleone, perché Napoleone è una parentesi di 20 anni tra le due dominazioni austriache, poco meno di 20 anni addirittura, ma la seconda dominazione fu molto più feroce, più severa, c'era molta repressione e c'era il famoso Radetzky, che non era proprio una pasta uomo.
E quindi questo per quanto riguardano le Sì. osservazioni che sono state correttamente fatte. Invece per quanto riguarda il monumento alle 5 giornate, il monumento alle 5 giornate venne fatto appunto per rievocare le gloriose 5 giornate che liberarono la Lombardia e Milano dagli austriaci, ma soltanto per 160-170 giorni, perché poi quelli tornarono. Quindi fu una rivolta che ebbe un esito momentaneo, ma poi l'esercito austriaco tornò e fino a quando Milano, scusami, non entra nel Regno d'Italia nel 61, Milano c'è ancora tra le scatole degli austriaci. Come dicevi tu, giustamente, poi c'erano 2 fazioni, c'era quella di Cattaneo che voleva un certo tipo di sviluppo nel senso federale della, 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 dell'Italia in generale, e poi c'era invece un gruppo di più moderati che volevano semplicemente annettersi al Piemonte e lì c'è tutta, vabbè, questo ne parliamo un'altra volta, Sì, tutta la sì, sì. vicenda appunto di Alberto, c'è la bella storia della bella Gin, ve la racconto la prossima volta. Il monumento alle 5 giornate lo fece Giuseppe Grandi, che era il papà degli Scapigliati come corrente artistica, il quale ci mise 13 anni a farlo, ma non riuscì a vedere l'inaugurazione perché lui morì nel 94, quindi l'inaugurazione fu nel 95, i primi mesi del 95, e quindi lui non vide la sua creatura, alla quale aveva lavorato tantissimo, perché per una serie di motivi. Da un lato perché lui voleva fare e non era possibile, oppure ci riusciva con molta fatica, un'unica fusione di tutto il blocco delle sculture. E poi perché era un perfezionista, tant'è che fece arrivare da Amburgo un leone, il leone Borleo, e voleva un leone veritiero, non voleva farlo sulle immagini, no? E quindi tra l'altro si dice che a questo leone lui facesse dei grandi spetti perché era un leone dello zoo e quindi Pacifico. era un po' rinco, si può dire. Chiamiamo Pacifico per usare un eufemismo. Non era troppo vivace, diciamo. Esatto, un po' sorry. E si dice addirittura che lui lo izzasse con tutta una serie di dispetti per svegliarlo. Sembra che fecero persino un mistere per cui che il leone non gradì. Quanto all'aquila, perché c'è anche un'aquila nel monumento, la fece arrivare da Budapest. Allora lui costruisce questo monumento che gli viene commissionato dalla città di Milano, viene fatta anche una sottoscrizione fra i cittadini, costruisce questo monumento con un grande obelisco su cui scrivere tutti i nomi dei caduti, intorno al quale c'è un gruppo scultoreo di bronzo molto bello che poggia a sua volta su un grande basamento, è molto imponente. Queste figure femminili, più il leone Borleo e l'aquila, all'aquila non viene dato un nome, si chiama solo aquila, circondano l'obelisco. Mi sembra che sia alto 23 metri, è possibile, non mi ricordo esattamente. Queste 5 figure femminili rappresentano ognuna una delle 5 giornate. Per cui abbiamo una dea delle barricate che suona la campana, bellissima, si vede proprio una grande campana e questa dea delle barricate che sembra infilarsi addirittura nella campana e che ha una lunga treccia sulla schiena che sembra un serpente. E si dice che questa ragazza, si sanno anche i nomi delle modelle che usò il Grandi, si dice che fosse Maria Torriani, anche se i nomi delle 5 ragazze che io ho trovato sul web e su Wikipedia, che adesso vi dirò, non corrispondono ai nomi che ho trovato da un'altra fonte. Per cui prendiamoli per buoni, però sappiamo anche che c'è un'altra fonte che dà dei nomi diversi, perché il Grandi come si dice, usò delle figure dal vero, cioè lui voleva che le donne, anche le donne, fossero reali, quindi è andata a cercarsene tra le sue amiche, pare che una fosse la fornaia, insomma, posarono per lui queste bellissime ragazze. La dea delle barricate appunto è di schiena e vedi questa grande treccia che sembra un serpentone e suona la campana per chiamare le persone alla rivolta e quindi per chiamare tutta la Lombardia alla rivolta, tant'è che è rivolta verso sud, verso le campagne.
Poi abbiamo la seconda, è una donna che si dispera, pare che fosse questa Giovannina Porro, però ripeto, ci sono altre possibilità. E la donna che piange, ovviamente è inutile spiegare perché piange per i caduti, piange per la terza, una donna molto, molto grande, molto maestosa, quasi michelangiolesca, e proprio col volto arrabbiato, furibondo, perché è la ribellione, è proprio incarna la ribellione degli austriaci, ed è molto, è più grande delle altre, proprio perché si vuole dare molto, molto valore a questo personaggio, e sembra che si chiamasse Luigia Prati, mentre la seconda, quella che piange, Giovannina Porro. La quarta e la quinta rappresentano la speranza e la vittoria. La vittoria sono una che sorregge l'altra, la vittoria suona una tromba, e la speranza e la vittoria sono avvolte nella bandiera. E questi qui erano Innocentina Rossi e Tacita Chiodini, sempre con quella riserva che vi ho detto prima. L'Aquila, c'è chi dice che fosse volasse via per portare a tutti la buona novella della cacciata degli austriaci. C'è chi dice invece che impersoni proprio gli austriaci. Insomma, anche qui le teorie sono diverse. Però la cripta, allora, nella cripta ci sono i resti di 395, 392, 395 caduti delle 5 giornate, che furono portati lì proprio, adesso ti dico la data, il 18 marzo del 95. Quindi la cripta venne aperta e vennero messe lì tutti i resti di questi poveretti, e adesso il comune, perché la cripta è diretta, diciamo, è sotto la giurisdizione della dottoressa Colace del Monumentale, che l'altro giorno mi ha spiegato appunto che vorrebbero trovare questi resti, che devono essere murati, presumo, perché se hai visto la cripta vedi che non ci sono in giro dei feretri o delle cellette, e quindi vorrebbero però ritrovarle, perché vorrebbero dare un nome a queste vittime, facendo una ricerca proprio sui resti, cosa che non è facile ma che si può fare. E c'è proprio a Milano un istituto che fa questo tipo di lavori, che è diretto da Cristina Cattaneo, che è una patologa, e quindi questa cosa di ridare dignità ai resti, riuscendo a dare un nome a queste povere spoglie, potrebbe essere una cosa veramente meritevole. A questo proposito ti voglio dire che io 2 o 3 anni fa, sono andata a Budapest con l'associazione dei cimiteri europei. Fammi vedere l'ora, perché 9:28, Carla. Se mi salto il turno poi devo aspettare un anno. Sono andata a Budapest al cimitero delle vittime dell'invasione russa del 56, e lì c'è proprio una signora anziana che ha dedicato la vita a ricostruire i resti in modo da dargli un nome. Ecco, per cui vedi che questa signora proprio ci ha dedicato l'esistenza, ne ha fatto la sua missione. Con questo vi saluto. Carla, grazie. Grazie. Ci sentiamo lunedì prossimo a quest'ora. Sì. Un abbraccio a tutti. Grazie mille a Carla De Bernardi. Storia di Milano, una guida per curiosi e ficcanaso, Yaka Book, ve lo ricordo sempre perché è un bellissimo libro. Intanto tra poco andiamo in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone per la precisione, c'erano tutti i ministri della Lega, il presidente del Friuli Venezia Giulia. Si vota il prossimo fine di settimana, anzi domenica e lunedì, domenica 2 e lunedì 3. Buon ascolto e a seguire naturalmente Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrino. Avete ascoltato La Grande Città con Carla